Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo del cerchio di fuoco. È una difesa molto importante, molto facile anche da eseguire, se vogliamo, diciamo che è un livello elementare, per quello che riguarda l'applicazione pratica. Richiede ovviamente una capacità di immaginazione o di percezione, ma questa comunque ce l'hanno tutti. Ognuno, come ho detto in altre occasioni, ognuno con la propria predisposizione. Di cosa si tratta in definitiva? Il cerchio di fuoco è una pratica difensiva. È utilissimo per tutti i casi in cui vogliamo tenere lontani da noi quelle che sono larve, entità astrali, ma anche tutto ciò che può essere pernicioso a livello energetico. Ovviamente per quelli che già fanno quotidianamente l'ovetto di protezione, questa è una difesa aggiuntiva che si può tranquillamente abbinare e che ogni giorno appunto può essere fatta anche combinatamente in combinazione con l'ovetto di protezione. A differenza dell'uovo di protezione che agisce anche sullo stato, diciamo, emotivo e che ci permette un isolamento da quelle che sono le interferenze con le altre persone quando andiamo a interagire con la gente nei luoghi pubblici o comunque con le energie di luoghi e persone. Il cerchio di fuoco è proprio una difesa occulta che brucia l'eterico di chi ha intenzioni aggressive nei nostri confronti. Dunque siamo su due livelli difensivi diversi. Sono entrambi importanti, soprattutto per esempio in particolare il cerchio di fuoco può essere importante laddove per esempio abbiamo bambini che soffrono di incubi o di eh, diciamo sonni agitati durante la notte che probabilmente sono visitati appunto da entità che li disturbano. Dovete sapere che si nutrono delle nostre energie e che i bambini in particolare sono una fonte di energia molto ampia, molto forte, proprio perché hanno livelli eterici molto più intensi che poi si riducono man mano che andiamo avanti nel tempo e con l'età, soprattutto se non manteniamo diciamo addestrate o puliti i canali di ricezione. Infatti non c'è nulla di nostro, non è che noi possediamo questa energia, noi la prendiamo, la lavoriamo e la emaniamo. Siamo dei grandissimi lavoratori in questo senso, cioè la presenza dell'essere umano su questa terra ha una funzione, scopo biologica particolare o come ogni essere, entità che è presente su questo piano dell'esistenza, anche noi abbiamo una nostra funzione che però è a livello occulto, diciamo superiore. Noi infatti attraverso le nostre vibrazioni psichiche alimentiamo tutta quella che è la realtà intorno a noi. Arriviamo qui e accettiamo una determinata realtà per come la vediamo e per come la conosciamo, ma facendo la nostra la manteniamo in funzione. Il problema è come la facciamo nostra, come la viviamo, perché chiaramente oggettiveremo poi una realtà specifica. Ma qua andiamo su altri livelli dell'argomento, torniamo invece appunto al nostro cerchio di fuoco. Dal momento appunto che quando siamo piccoli abbiamo una capacità di incanalare, accumulare energie molto più intense, molto più forti, è anche vero che attiriamo maggiormente, ma questo non è un discorso solo legato all'età, perché come ho detto, essendo una capacità qualcosa che noi manteniamo o meno in funzione o alleniamo o meno, è chiaro che siamo più o meno soggetti appunto a questo genere di contaminazioni o di attenzioni per quello che riguarda il piano astrale. Dunque, se vogliamo sonni tranquilli, se vogliamo comunque stare tranquilli e non essere disturbati, il cerchio di fuoco è sicuramente un'ottima strategia.
Ricordiamoci inoltre che per quanto riguarda la magia operativa, tutti gli operatori si mettono all'interno di un cerchio di protezione. Dunque è da qua che, cioè è da questo concetto appunto che nasce questa strategia difensiva eccellente tra l'altro. Il cerchio infatti è un riconoscimento alla perfezione. Noi sappiamo che la figura del cerchio è proprio perfetta in ogni suo aspetto, perché ogni punto del cerchio è perfettamente equidistante rispetto agli altri al centro, con il centro dunque esprime poi nella sua circolarità la perfezione della forma. A livello simbolico questo esprime la perfezione del piano divino, della spiritualità e dei regni spirituali superiori. Porci al centro del cerchio ci pone proprio su un livello di riconoscersi e fondersi con il Dio che è dentro di noi. A questo punto è chiaro che siamo la manifestazione del Dio vivente, nessuno, niente, può aggredire e superare il valico disegnato proprio dal cerchio di fuoco. Come procediamo? Vi dirò due strategie. Una è una strategia che proviene dalle scuole iniziatiche ed è messa in atto con l'utilizzo della spada magica, sia che la utilizziamo a livello fisico, nel senso che possediamo una spada magica, una spada destinata e consacrata all'uso magico, o una tame o una bacchetta, oppure anche solo immaginandola. Infatti ho spiegato come noi possiamo con la nostra immaginazione creare una nostra spada magica, chiederla in prestito magari all'Arcangelo Michele, quello che noi sentiamo più affine alla nostra percezione, al nostro credo, diciamo così. Possiamo appunto scegliere se chiederla in prestito o se immaginarla e a suon di immaginazione, giorno dopo giorno, pratica dopo pratica, renderla un oggetto reale, sicuramente sul piano astrale. Cioè sul piano astrale chi ha la visione della chiaroveggenza ci vedrà armato di spada. Questo perché con l'uso, giorno dopo giorno, l'abbiamo veramente creata al nostro fianco. Pertanto quando poi andiamo ad immaginare di sfilare e sfoderare la spada dalla nostra Elsa, quella spada ci sarà veramente sul piano astrale, sebbene sul piano fisico magari non ci sia, non sia visibile. Allora fingeremo o immagineremo di sfilare, sfoderare la nostra spada, sollevarla verso il cielo e pronunciare queste parole. Divino Creatore, questa è la spada magica, la spada della tua potenza. Benedicila per la difesa contro il male e le aggressioni. In questo momento noi stabiliamo che questa spada è carica di potenza che proviene dai regni spirituali superiori. Poi poco importa se vedremo che scaturisce da noi o che proviene dall'alto, alla fine non c'è una vera differenza se non in quello che noi percepiamo o comprendiamo di come è veramente strutturato questo universo. Riconoscendo che scaturisce dall'interno di noi, riconosciamo di fare parte di un tutto, cioè di essere noi a comprendere il tutto. Se la immaginiamo esternamente, noi ci sentiamo una parte del tutto. Non importa dunque, per gradi potremmo giungere a una o all'altra soluzione. Perciò non sindachiamo in questo momento se nella vostra immaginazione vedrete discendere in potenza dall'alto una luce o una folgore che carica di potenza la vostra spada, o se piuttosto questa luce, questa folgore si scaturisce dall'interno di voi e entra nella spada per il tramite del vostro braccio. Andrà bene qualsiasi cosa voi percepirete, sarà perfetto. Dopo che abbiamo appunto visto caricarsi questa spada, con solennità l'appoggeremo a terra, sentendoci forti, probabilmente ci sentiamo anche ingigantiti da questa potenza,
e tracceremo in senso orario tutto intorno a noi, sempre immaginando che la punta della spada stia toccando terra, proprio se riusciamo anche a sentirne il rumore metallico che stride sul pavimento, e vedere che dove passiamo si sviluppano delle fiammelle che appunto restano accese mano a mano che noi passiamo dal punto di partenza. Si forma appunto questo cerchio fino a quando, completando il giro, ritorniamo al punto di inizio e chiudiamo perfettamente il nostro cerchio. Questo è quanto. Non è una procedura lunghissima, certo ci soffermeremo con l'immaginazione o con la percezione a visualizzare o sentire questo cerchio per qualche tempo ancora dopo averlo disegnato, in modo da fissare appunto la sua energia, cioè fissarlo e renderlo attivo ed efficiente. Dopodiché è chiaro che nessuna entità, ma nemmeno nessun corpo astrale oserà aggredirvi, d'accordo? Proprio perché il cerchio di fuoco brucia l'eterico. L'eterico, attenzione, non l'eterico di chi che sia, attenzione, non è che andiamo in giro e facciamo danno, l'eterico di chi ha pensato di aggredirci. È una difesa lecita, che non aggredisce, è una difesa, è una strategia difensiva. La seconda metodologia, il secondo metodo con cui possiamo disegnare o creare intorno a noi un cerchio di fuoco è attraverso l'uso di bracciali. Io ne ho 2, uno per ogni polso, che caricheremo su un apposito circuito radionico. Torna a nostra utilità, a nostro vantaggio, il circuito disimpregnante, il disimpregnatore di cui ho già parlato altrove, poiché il nostro bracciale o la collanina o qualsiasi oggetto decideremo di caricare e programmare per lo scopo, deve essere sempre categoricamente smagnetizzato prima, proprio perché qualsiasi materiale è una forma di coscienza, sebbene noi non lo possiamo comprendere, ma la materia non è morta, la materia è una forma di coscienza, è una vibrazione che assume una determinata forma, una determinata consistenza, ma che risponde a una vibrazione, a un livello di coscienza. Dunque, proprio per questo si impregna, perché sebbene non sembri, in realtà è vivo e ricettivo. Possiamo sempre entrare in interazione con gli oggetti, e questo è uno dei motivi per cui alcuni oggetti hanno ed estano determinate emozioni, sensazioni o sono leggibili dal punto di vista delle letture psichiche di chiaroveggenti, cioè di persone che hanno la capacità appunto di leggere la storia degli oggetti, di chi l'ha toccato, in quali casi sono stati, proprio perché loro hanno anche questa capacità di impregnarsi di memorie e di emozioni. Ma torniamo al nostro bracciale, dunque lo smagnetizziamo proprio per azzerare tutto quello che ha accumulato e di predisporlo allo scopo. Useremo poi un circuito proprio nato per sviluppare un cerchio di fuoco. Il bracciale sul disimpregnatore deve stare minimo 5 ore. È chiaro che se noi riusciamo a lasciarlo per almeno 24 ore, siamo sicuri di averlo pulito molto a fondo. Dopo averlo posizionato, dunque lasciato in opera per almeno un giorno intero, noi poi potremmo posizionare questo bracciale, rimuovendolo appunto da questo circuito, su un altro circuito. Vi metto poi il link per la dispensa che potrete usare appunto per la programmazione del cerchio di fuoco. A questo punto lasceremo il nostro bracciale anche qui almeno un giorno intero, dopodiché lo potremmo indossare. Ricordiamoci che è una pratica non permanente, perché gli oggetti appunto entrano in contatto continuamente con le energie di quello che ci circonda, ma anche col nostro stesso stato emotivo. È chiaro che più siamo in grado di isolarci
dalle contaminazioni esteriori e meno si andranno a impregnare. Però è bene, è buona norma ripetere il procedimento di carica del nostro bracciale o di qualsiasi oggetto decideremo di portare indosso e destinarlo al cerchio di fuoco, andrà appunto ripetuto almeno un paio di volte l'anno, circa ogni 6 mesi, per essere tranquilli. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando, diciamo così, a un altro appuntamento dove spero verrete. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.